7 spaccate da venerdì scorso a giovedì notte, 34 in poco più di 2 mesi e 142 dall'inizio dell'anno. Sull'assalto della criminalità a Padova si è tenuto un nuovo vertice d'urgenza tra il sindaco Giordani, il questore Fassari e il prefetto Franceschelli. A confermare l'emergenza la decisione del Viminale, che ha comunicato l'arrivo in Veneto di 206 carabinieri e 127 poliziotti. A Padova in particolare sono attesi 10 nuovi agenti di polizia entro il mese. Per la fine di novembre è previsto anche un aumento di organico tra le fila dei carabinieri. Ma è stato un annuncio condito da un affondo polemico da parte di Matteo Salvini. Prendo atto che molti amministratori di centrosinistra, ha detto il ministro dell'Interno, chiedono aiuto al governo dopo anni di sciagurate politiche buoniste targate PD. Giordani ringrazia e controbatte. Non sono concessioni, dice. Penso sia un dovere per un ministro dell'Interno stare vicino alle comunità che registrano esigenze specifiche sul tema della sicurezza, ovviamente senza colore politico. Hanno sfondato le vetrine del bar. Mi si casca il mondo addosso. Quella appena trascorsa è stata una nuova settimana di passione. La spaccata in via Bercé aveva fatto registrare modalità diverse oltre che l'uscita dal centro storico, ma martedì all'alba l'assalto alla caffetteria del presidente di Ascom Confcommercio Patrizio Bertin, seguita la notte dopo da quello ad un locale storico come l'Antico Brolo, ha riportato l'allarme nel cuore della città. C'è volontà di catturare questo delinquente, perché è un delinquente, questo non è un ladro, è un delinquente. La spaccata alla pasticceria di via Forcellini della vicepresidente dell'Associazione Provinciale dei Pubblici Esercizi di Padova, Federica Luni, in una serata agitata anche in zona fiera, ha spinto Bertin a parlare di colpi che sembrano selezionati per creare ancora più inquietudine tra gli operatori economici e l'intera cittadinanza. Noi ci sentiamo adesso impotenti e non sappiamo come reagire.